A Verona siamo entrati nel 43esimo minuto, Verona 0 Bari 0, doppio cambio in attacco nel Verona, fuori Alfredson, dentro Grossi, fuori Gomez e dentro Carrozza, 4 attaccanti di ruolo a questo punto nel Verona, Grossi, Bogino, Caccia e Carrozza in linea, 2 esterni alti e 2 Bogino, Fai Caccia che giocano al centro, e subito pericoloso il Verona ma con Martigno che è arrivato fino sul fondo, la palla in mezzo e la difesa del Bari in difficoltà è riuscita a liberare, chiare le interzioni di Andrea Mandorlini che questa partita vuole proprio vincere. Adesso c'è Carrozza, il pallone in mezzo, il gol, il vantaggio del Verona è al 43esimo, il colpo di testa in mischia di Boginov e la palla è in rete. 43esimo minuto, Verona 1 Bari 0, linea alla Spezia. Allora andiamo a Verona, Zennaro. A Verona siamo nel terzo dei 4 minuti di recupero, il Verona è andato in vantaggio con Boginov al 43esimo minuto, finora sembra aver avuto ragione Andrea Mandorlini che ha schierato il Verona a 4 punti negli ultimi 7 minuti, Giorginio è arrivato fino sul fondo, Boginov al primo gol con la maglia del Verona, ha anticipato tutti, anche l'uscita di Lamanna e di testa messo in rete. 4 attaccanti a questo punto anche nel Bari, è entrato Grandolfo per Sciandone e poi c'è stata Scusa Zennaro, la partita della Spezia è finita, Spezia 1, Regina 0. Il Bari è tutto in avanti, un pericolo per la porta di Rafael, batti e ribatti in aria, alla fine la deviazione in angolo di Cacciatore. Mancano 40 secondi alla fine della partita, Verona 1 Bari 0. A te lo vai fino al termine. Ok, c'è il Verona che attacca, Caccia, l'apertura sulla destra per Boginov, l'uscita del portiere Lamanna che ha recuperato il pallone, subito la ripartenza del Attenzione Zennaro, è terminata la partita a Pescara, Lanciano e Modena 1-1, a te la linea. Grazie Monaco, il Bari in avanti sulla fascia sinistra, il traversone in mezzo, Laner riesce a liberare squadre lunghissime, c'è proprio Caccia che rimette il pallone nella tre quarti avversaria, Lamanna fino a centrocampo, l'ultimo attacco probabilmente per il Bari, mancano 10 secondi alla fine dei 4 di recupero, Lamanna mette il pallone in mezzo, colpo di testa di Grandolfo, la palla al limite dell'area del Verona, esce Carrozza e fischia l'arbitro, il Verona ha battuto il Bari per 1-0, lì allo studio.